faccio il trucco. Parigi sicuramente magari mi ha lasciato, anche proprio all'epoca, la prima volta che ci sono stato e ritornandoci con voi, ho un po' riscoperto un po' quella purezza, no? La giovinezza, quella prima volta che senti il rumore delle rotelle. Mi ricordo che ho visto questa piazza di nuovo. E poi io ero fissato e continuavo a guardare gli skater dal museo. Poi è stata una bella cosa di volta. Ma più o meno mi è venuta una voglia qua, ho visto i primi skater da lì. Non proprio iniziato a skateare, ma è stata un po' la visione alla fine, sono stati i primi skater che ho visto e da lì mi sono veramente innamorato alla fine. Sicuramente alla fine è un posto talmente pieno di cose, talmente pieno di energia, pieno di persone, personalità, che sicuramente ti porti dietro anche una sorta di attitude magari di quel piccolo contesto e un po' si riflette magari inconsciamente anche un po' sul proprio stile magari. Beh dai, sicuramente capitano delle cose un po' strane, ci piace l'avventura, è sempre stato un po' la nostra piccola valvola di sfogo, è un po' il nostro rifugio anche, no? Quindi rischiare ma magari per riuscire ad avere un ricordo, comunque un'energia che te la ricordi, te la porti dietro per tutta la vita. È pelle d'oca comunque, è una cosa che ce l'hai e ti fa ridere, no? Ti fa star bene, e credo che sia la cosa più importante dello skate, comunque stare in compagnia, star bene. Questo è grosso oggi.